Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti, raccomando la Veneziano NBA 2K14. Siamo a Toronto ragazzi, siamo a 3 vittorie e 3 sconfitte. Questo è il nostro score dopo 6 partite. Il comandone ha aumentato a 14 il suo minutaggio. Siamo in Canada ragazzi, all'Air Canada Center. Vai come. Questa partita dobbiamo fare ancora meglio, però non stiamo andando male secondo me. A livello di squadra forse non benissimo, perché comunque 3 vittorie e 3 sconfitte non è il massimo, però a livello personale sono soddisfatto. Vai. E il nostro general manager è soddisfatto. Vai. E si parte con un bel assist, tanto per gradire. Siamo 19-17 per Utah all'Air Canada Center. Ocho Hasey. Bello. Vai come numero 7 di Utah, deve diventare una leggenda, vuole vincere il Rookie on the Year. Vai ancora. E ancora solo rete, 2 assist in 1 minuto e qualcosa. Signori, questo è il cume. We'll go to Dorisburg, who spoke with head coach Dwayne Casey. What's the news, Doris? I asked him to sum up their season to this point, and he said there's definitely room for improvement, but there are a lot of positives they can draw from. Attenzione al blocco qua, attenzione al blocco. Occhio dall'angolo. Bravi ragazzi, dai. Il cume viaggia. Ancora, vediamo se arriva il terzo. E arriva il terzo assist. Mamma che lavoro, 3 su 3 triploni di Jefferson, ma il cume 3 assist, uno più bello dell'altro ragazzi. Qua un po' polli, ma va bene. Però il cume è iniziato in maniera splendida con 3 assist su 3 passaggi. E va fuori, niente, non siamo fortunati da sotto. Buono, primo libero va. E anche il secondo, dai, almeno nei liberi siamo forti. È una stagione completamente diversa da quella su PC, Ottimo inizio comunque. Di meno, infatti B meno. E ancora rimbalzo ragazzi, che cume. Triplone. Proprio brutto. Buona scelta di tiro in realtà però. Well, Kevin, a look here at last year in the NBA where the Raptors ranked 3rd in fewest turnovers per game, 5th for free throw shooting. And for the team scoring numbers, not a strong point for them. Only top 20 in the league. This team needs to pick it up offensively. Very well coached team, Clark. I mean, you look at the numbers. Bravo, mamma che rischio ancora. E qualcuno deve entrare bene. E l'appoggia di merda però. Andiamo male nei tiri, incredibile. Incredibile, però gli assist strepitosi nel tiro, una merda. Buona difesa sul tiro, però almeno quello, però una bomba scandalosa di Toronto. Dai Jefferson, dai. Qua l'ho un po' azzardata. Fallo.
Un po' azzardata, va bene, dai, va bene, dai, va bene. Che mi riesce a sbagliare così tanto, bello. Attenzione, solo più uno, Utah adesso. Break di Toronto. For the Jazz, their last game, a loss to the Bulls in Chicago. Yeah, you want to talk about a team that just couldn't get into a rhythm offensively. That was a really ugly game for them. Yeah, you know what? Non possiamo perderne un'altra, cazzo. It was more about a lack of execution than anything. Vai ancora. E l'asse Jefferson veneziano, mamma mia. 4 assist. Vuole diventare veramente il nuovo Steve Nash in Cuba. Sì, cazzo, l'hai persa, molto. Il comandone merita fiducia, però merita sicuramente più minuti. Jazz leading by 4. 3-second difference between shot clock and game clock. The chosen one passes to Lucas. Buono by Williams. Bravi. Here's the chosen one, headed by Augustine. Shot clock at 6. Comandone prova a entrare, finalmente la mette. Mamma mia, oh. Ci voleva tanto. Drop that one in as soft as a feather using the finger roll. Stoppata veneziana e me la deve dare, cazzo. E il veneziano è partito alla grande. Un super veneziano. Allied Center Canada. Allied Canada Center, scusate. Secondo quarto, una stoppata me la date e godo. E si gode. Siamo a B, ragazzi. Ma che passaggio è di sto coglione? Non ci voglio credere. Come perdere una palla così? Occhio, Gray. Sasha Gray. Sasha. Bravo Williams. That was not pretty there. You got to make that one, but maybe that's not his range. Bravo Cube. Mettimela. Dai Cube, Jefferson. L'asse Jefferson veneziano sta dominando. Williams. No, doveva entrare questa fallo del Comandone, ma cagare. Non l'ho capita, questo bello, un po' imbambolato. Sbagliato. Tante trasferte in questo inizio di stagione. Più 6 Utah comunque, dai che dobbiamo vincere a Toronto. Well, really a promising young roster for the Utah Jazz team, guys. A lot of blue chip talent there. I think in a couple of years, this team has a chance to be one of the best in the West. Bravi! E va in lunetta con il tiro libero supplementare. Molto bene. Utah c'è oggi, Utah c'è. Give this Utah front office a lot of credit. You're right, Clark. They've only missed the playoffs 5 times in the last 30 seasons. Steve, that is a remarkable run. Qua veramente ha avuto un bel lavoro Toronto. Dai cazzo, 4 punti e 4 assist, stiamo andando bene. Sì! Bravo Comandone. Trail by 9. Here's Augustine. Ecco qua, ha fatto una bella cosa Augustine. Mi sono un po' fermato con gli assist. Here's the chosen one, headed by Augustine. Jefferson passing to the chosen one. Dai cazzo, entrami. Outside Williams. The Jazz need to get off a shot here. Nice ball movement by Utah. Qua devo provare una cosa impossibile. Vabbè. Brutta azione qua, brutto attacco di Utah. No, non entrare. Meno male.
Ultima stagione Utah, stoppate 6.3, eravamo tra i primi comunque. Primo sbagliato, Sascione Gray. So often teams that are near the bottom of the East tend to get drummed by the Western Conference teams, and that was the story last season for the Raptors. Had some close games and even a few upsets, but bravo, mettila però. E non la mette, non la mette, non la mette, dopo la mette. Favors got his second basket of the night. You got to put bodies on the glass right there. They just are not getting it done on the board. Per poco il Kuma rubava la palla. Dio, la difesa, perché hanno inventato la difesa. Picking up that talk again on the Raptors. Teams out west have so many great forwards to deal with that when you try and go up against them with the stretch four like the Raptors have had, it's going to be tough. Yeah, particularly rebounding and defensively, Kevin. That's one of the reasons Toronto traded Bargnani to the Knicks in the offseason. They wanted to be a little better in terms of being physical, being more punishing with their post players, and having a better defense. No, me l'ha rubata Gray di merda. Vaffan Broden. He kicks it to Augustine. Che sbaglio, Ross. Shot clock at 6. Pass to Augustine. A floater. Guarda cosa va a mettere, guarda cosa mettono questi. Attenzione, più 4 Utah. Buono, questo la deve mettere. Oh, là. Favors has got 6. Fantastic pass. He turned that one into a pretty easy basket for his teammate. Bene, dai, B. Finisce il primo tempo molto bene, 6 punti. Hey, Kevin, well, Coach Casey, obviously it's early in the season, but how would you say this team is shaping up in terms of its chemistry and personnel-wise? I love our guys. We have fa il culo, tanto di Toronto non lo voglio. Anche i Toronto sono 3-3 di record. Beh ragazzi, ci siamo, terzo, quarto. Demba il contropiede, Demba il contropiede. E il Kuma c'è. Buon inizio di terzo quarto. 8 punti, 5 assist. Veneziano c'è. Hi, Kevin. The chosen one in their last time out against the Bulls put forth a nice effort. He had 6 points, and in addition to his scoring, he also came away with a season high for rebounds. Dai, prendiamola. Just an incredible bonus for his team as he made a big impact coming off the bench. Bravi Fioi. Dai che la vinciamo questa. Come cazzo, infatti non me la dà a me la palla persa. Proprio devo fare il fallo. Ma non me l'ha data a me la palla persa. Mi ha fatto un passaggio di merda il mio compagno. Aia. Dai Fioi, dai il contropiedone, dai il contropiedone. Mamma che rischio. Bravo Kuma. Sono più alti. Follo, basta con sti falli. Madonna però. Do coglioni, oh. Sta Mokari. Lucas. So far, going for more of an inside game here in the second half, and I like that. A little smash mouth basketball, taking it inside. Vai. Bravo. Il Kuma fa un altro assist, ragazzi. 8 punti, 6 assist. Mamma mia che bel Kuma, ragazzi. Stiamo giocando anche 14 minuti.
Ultima stagione, quinto stoppato, poi arrivate settimi, ottavi. Bene, comunque sta una stagione nella media. And they were top 10 in three-point shooting. That's a huge part of their offensive attack. And I think the thing that jumps out at me is the blocks per game. It just shows how well. Dai, che secondo lo sbaglia molto bene Favors. Great rotations. They closed out and they forced their Più opponents 7 into aiuta. tough situations at the hoop. That's how they were able to block so many shots. The Jazz making a switch here. Favors is Brutto tiro da 3, ma sbagliato dopo. Una buona scelta del tiro in realtà. Augustine dishes to Hansbrough. Johnson outside. Occhio, che cagata The qua. Jazz lead is cut down now to Di get meno, five porca on basket puttanona. Some big points there. I mean, they got him on a nice play to get the ball right to the bucket. That's what they're looking for down the stretch. Clark, more of the same. Get it inside. Here's the chosen one. Dai come, dai He's come. got 8. He dishes it to Favors. There's the feed to Lucas. 6 to shoot. Inside to Favors. Fallo, fallo, Whistle fallo. goes on Tyler Hansbrough. That's his 4th foul of the contest. There's 53 seconds left to play. Buono, mettila. Here's Cancer. Che sbaglio vergognoso. Without really getting a very reliable performance out of him from the field. Augustine off the pick from Hansbrough. And Augustine kicks to Johnson. E la mette, no, invece no, bravi. Solid defense from Enes Kanter. Jazz leading by 5. Vai Lucas. Dishes it to Favors. The 9-foot shot. Fallo, dai, fallo. Guardate comunque vince, dobbiamo vincere questa, He'll shoot 2. These are his 3rd and 4th free throws. Mettila. Madonna, nei libri siamo proprio scandalosi, Jazz making a switch here. Hayward's checked in. Ok. And sinks the second. Here is Augustine. He has 7. 2-second difference between shot clock and game clock. Johnson sends the screen for Augustine. Pessima stoppata. Che cazzo vuole fare? Augustine's got 9. 16 secondi. Teams emphasize the use of screens and picks just to get you some open looks like that one. Here's the chosen one. 1 second left. Bravo. Lucas, that's good. Lucas Bravo, has got bravo, his first bravo, 2 dai. points of the night. And that's Ottimo, veramente un'ottima partita per Utah e per il Comendone, sono molto soddisfatto. coming up next Monday. How about a look at today's State Farm assist of the game? Yeah, let's do it. I love the State Farm, assist of the game. like a difficult pass. Ma va a cagare, era mio l'assist della partita. 108-95 Chicago, sono ancora con Clark, if they want to, they can milk the clock Utah. just a little bit here. Amen. I think that's the best option. Comendone entra e ottiene il fallo. Hayward 3 and Favors the 4. The chosen one out there. E il primo va dentro, bravo, come nei liberi. And at the 5, roaming the paint. E anche il secondo, doppia cifra. 10 punti, bravo Come. 10 punti, 6 assist. Now here is Lowry. Rudy Gay on the way. Gay. That ball Ammazza che is tripla. that time from Kyle Lowry. Lowry's got assist number 8 here in this one already. 1:53 left in the 4th quarter of this one. Bravo Come. With the new leadership here in Toronto, perhaps a change. Vai, entra, mettila. It's Oh. Steve 5 times. Dai, meno male, dai, va bene per la doppia. Very well respected. Dobbiamo aspettare ancora tanto probabilmente. In Denver, and now a chance to turn this Toronto franchise around. And remember, Kevin, this is one of the best fan bases. Vai contropiedazzo, vai contropiedazzo. I think this is kind of a sleeping giant here. Non mi dà l'assist. Sì, invece sì, grande. Grande Come, 10 punti, 7 assist. Forse siamo... sarà questo, sarà il Come, l'erede di Steve Nash. Chi lo sa, bello. Given night, one or two guys might have the off night from the line, but today the team did a much better job with their free throws. They did not lose focus. Non perdiamo. No, questa è una cosa che non posso vedere, però. Non possiamo regalare sti punti, non esiste, cioè, non esiste.
gets up and stays up. Boy, smooth and graceful. How about the hang time? That's impressive. And Toronto making a change here. Acey's checked in, doubled by Acey. We've got 1:08 left here in the fourth quarter. Buono. Cantor with it. Lowry picks him up. 5 to shoot. Bravo. No, per poco prendevo l'imbalzo. Dai che è finita, dai che la andiamo a vincere, no? Bella. Non ci credo. Stiamo attenti finché non si sa mai. You know, that's the standard that he sets. It seems like all those second chance points, I mean, they're there for him game in, game out. No, no, perdo il B. Non ci credo, all'ultimo, voglio crederci. Non ci credo, che errore che ho fatto. Sì, e arriva l'assist e torniamo a B. Cazzo, 10 punti, 8 assist, ragazzi, non ci credo, quasi doppia doppia. Ma ragazzi, gioco così, con più minuti sono cazzi, And the Jazz making a change here. Gobert, he's checked in for Cantor. Jeremy Evans comes in for Derek Favors. Williams, he's checked in for Gordon Hayward. And John Lucas is checked in for che è fatta? There's the pick. Grandissimi ragazzi, grandissima vittoria. Un grande Kumendone anche. And now we send you down to Doris Burke. Ragazzi, siamo al sesto posto in conference, quindi 4 vittorie, 3 sconfitte, 7 partite. Adesso ragazzi ci ribecchiamo per le partite 11, 12 e 13. Incredibile che Los Angeles, i San Antonio e i Clippers sono così indietro, ma siamo solo all'inizio. A est domina Miami, Brooklyn Nets, New York, Chicago, Atlanta. Queste qua tra le grandi, vediamo se qualcuna... beh, insomma, tutto sommato, tutto abbastanza regolare. È più a ovest la pazzia. Raga, un saluto del Kumendone veneziano. Ciao! Kumenda veneziano, Kumenda veneziano, Kumenda veneziano, lo youtubers italiano. Kumenda veneziano, Kumenda veneziano, Kumenda veneziano, lo youtubers italiano.